Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, da ieri, come sapete, è attivo l'accordo Italia-Albania in termini di gestione delle politiche migratorie. L'accordo fondamentalmente verte su questo. eh, eh, I migranti che saranno presi a bordo dalla Guardia Costiera, dalla Marina Militare, insomma da mezzi italiani, verranno condotti in strutture che sono state create in Albania in attesa che venga esaminata la loro richiesta, la pratica del diritto d'asilo per capire se hanno appunto le condizioni perché venga loro riconosciuto questo diritto, o se invece devono essere rimpatriati. Questa cosa coinvolge solo i migranti che provengono da paesi definiti sicuri, quindi non persone che scappano da tirannie o da situazioni di oggettiva oppressione. La pratica che deve stabilire appunto che hanno diritto d'asilo o meno sarà una pratica accelerata che durerà massimo un mese, dopodiché nell'interesse anzitutto di queste persone bisognerà prendere una decisione. È la panacea di tutti i mali in termini di gestione dei flussi migratori? No, è un oggettivo passo avanti rispetto all'immobilismo buonista che ha caratterizzato nei lustri governi di centrosinistra, assolutamente sì. E qual è il clima? Ma la cosa divertente è che non c'è un clima, ci sono due climi differenti. Uno è il clima che si respira in Italia. In Italia ovviamente siamo in pieno clima di ritorno al fascismo, cioè la scusa odierna per giustificare il ritorno, l'allarme sul ritorno al fascismo è questa nuova politica sui migranti. Siamo in pieno clima contro le destre sovraniste, xenofobe, becere, che abdicano alla solidarietà umana, che sono sempre e comunque anti-migranti, e ovviamente eversive rispetto alla Costituzione. I giornaloni si esercitano oggi. Devo dire che è meraviglioso l'attacco dell'editoriale di Repubblica di Francesco Bei, che si intitola Propaganda e umanità. I primi migranti sono partiti, destinazione Albania. È dai tempi di Galeazzo Ciano, ministro degli esteri, che il paese delle Aquile esercita un fascino irresistibile per la destra nostrana, che ora può vantare di aver di nuovo italianizzato un pezzettino dell'altra sponda adriatica. Cioè si scomoda Galeazzo Ciano per parlare di questo accordo sulla politica migratoria del 2024. Capite? Questo è il clima. Elly Schlein, nominalmente la leader del principale partito d'opposizione, nei fatti ormai più nota come spalla di J-Ax, straparla di deportazione, siamo di fronte a scenari proprio di campi di concentramento, no? Insomma, il solito caravanserraglio contro le destre. Qual è la cosa divertente? La cosa divertente è che anzitutto un mese fa è venuto in Italia il premier laburista del Regno Unito, Keir Starmer, quindi non esattamente un fascio sovranista bavoso, un laburista anglosassone, che si è fatto spiegare diffusamente dalla presidente Meloni i dettagli di questo accordo sui migranti con l'Albania, ha espressamente detto che è un modello da cui il Regno Unito può trarre ispirazione e ha detto che l'Italia è un'alleata nel contrasto alle gang di trafficanti, perché nel mondo della sinistra di Starmer, che non è la nostra sinistra, ma una sinistra diciamo pragmatica e bleriana, non boldriniana, l'immigrazione non è così un carnevale dei buoni sentimenti, ma è un fenomeno strutturale proprio per quello da gestire, non meramente da subire. E i confini degli stati esistono e vanno tutelati. Ma la cosa ancora più divertente è che dopo Starmer è arrivata l'insospettabile per eccellenza, perché è arrivata Ursula von der Leyen, la quale anch'essa ha detto che questo accordo tra Italia e Albania è un modello, proprio mentre in Italia quelli che in genere sono no, i suoi aidi acritici si strappavano le vesti per questo atto di fascismo,
la Presidente della Commissione europea, nella lettera inviata ai capi di Stato e di Governo in vista del Consiglio europeo di giovedì, ha scritto quanto segue: "Ha appoggiato apertamente l'idea di sviluppare centri di rimpatrio al di fuori dell'Unione Europea", e nominando l'accordo Italia-Albania ha detto che con l'avvio di questo protocollo saremo anche in grado di trarre lezioni pratiche. E quindi è un modello anche per Ursula. Cioè questa è veramente la schizofrenia definitiva. Al di qua delle Alpi c'è il fascismo, al di là delle Alpi c'è il mondo in cui leader lontanissimi da noi, socialdemocratici come Scholz, tecnocratici come Macron, perfino Ursula von der Leyen non prendono atto che l'immigrazione incontrollata è una patologia della contemporaneità, come ha detto Starmer, guidata da gang di trafficanti, e che a maggior ragione l'Europa, un continente civile, deve gestirlo questo fenomeno. Non limitarsi alla retorica schleiniana o jaxiana dell'accoglienza. E quindi, mentre noi ci stracciamo le vesti per questo protocollo d'intesa con l'Albania, per Keir Starmer e Ursula von der Leyen, non per due fascio sovranisti beceri con la bava alla bocca, per Starmer e la von der Leyen questa cosa è un modello. Questo ve la dice lunga su quanto sia irrimediabilmente truccato il dibattito italiano. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.